Va bene così. Possiamo fare il sondazzo? Sì, possiamo fare il sondazzo. Il sondazzo questa settimana è molto musicale, molto musicale. Io devo dire che ieri, a parte le serenate, c'è stata una signora veramente simpatica, un po' ripetente se vogliamo, anche se ha 83 anni, ma bravissima nel ripetere esattamente quello che dicevo, i versi che facevo, tutto quanto. Alla fine si è meritata una serenata quasi seria. Sì, veramente, devo dire, può capitare di tutto può capitare, per cui io sono ancora qua nell'attesa che capiti qualcosa. Naturalmente non si può stare a aspettare, basta. In qualche modo l'accadimento dobbiamo provocarlo, no? E allora io lo provoco facendo dei numeri telefonici presi a caso da un elenco, cercando anche naturalmente, che so, un nome. Naturalmente un nome di donna mi serve, a volte anche un nome di uomo, per carità di Dio. Sto già guardando, sto già cercando. Ecco, vabbè, facciamo questo. Ecco. Sì, fa questo, si starà a vedere. È un nome un po' difficile da accostare a delle rime, ma la difficoltà mi stimola. Madonna, mi stimola, mi scappa già da pisciare. Oh. No, non c'ho la prostata ridotta male, state tranquilli. No, sto tranquillo io. Dunque, no, perché dico sempre, ora mi assento, vado a pisciare, ma è per dire che c'è la pubblicità tante volte, no? Dico così, ecco, non è che tutte le volte vado a pisciare. Sì? Lasciate un messaggio. Sapevo. Lasciamo il messaggio, va. Questo è il messaggio che ti voglio dare, anzi il massaggio che ti voglio fare. Ti voglio fare un massaggio, anzi meglio un assaggio. Dammi la tua moglie che l'assaggerò, dammi la tua moglie che la piperò, dammi la tua moglie che la tromberò, dammi la tua moglie che la massaggerò. Questo era il messaggio. Non era scemo, ma era molto saggio. Allora, basta. Ok, questo era il messaggio. Ho lasciato il messaggio, che ci posso fare? Andiamo avanti. Troviamo, ora i messaggi, ora che ho la chitarra e li lascio la chitarra, abbi pazienza. Ecco, facciamo questo. Sì, ecco, un altro numero beccato al volo. Sì. Si è lasciato un messaggio musicale, vero? Sì. Sì, delle rime con messaggio ci sono. Mancava solo Roberto Baggio e si era a posto. Dunque, allora ha fatto un altro numero, vediamo adesso se la SIP può entrare in. Pronto? Sì, buongiorno, c'è la signora Monica, per favore. Chi è che lo desidera? SIP Servizio Idilli e Passioni. C'è una serenata per lei. Per lei? Per lei, per la signora Monica. Un attimo. Sì, ecco. Pronto? Sì, buongiorno, qui è la SIP Servizio Idilli e Passioni. Lei è la signora Monica? Servizi, scusi? Idilli e Passioni, cioè noi facciamo serenate per telefono su commissione. Una persona le ha commissionato una. Lei è il signor G? Io sono il signor G? Sì. Lei è Monica? Sì. Sì. Lei è il signor G? Sì. Va bene, la conosco. Arrivederci. Buongiorno. Una serenata niente, capito? Madonna ragazzi, la conosco. C'è stato un momento di gelo, devo dire. La conosco, come dire, vaffanculo. D'accordo, per carità di Dio, andiamo oltre, la ogni si fa. La ogni si fa, la Monica, che tu vuoi fare? Peccato. Devo telefonare nei posti dove non mi si sente, Radio Blu. Se no poi, vero? Sì, sarebbe meglio. Dunque, in ogni caso, cara Monica, non ti mangiamo mia se ti faccio la serenata, Tutta più dicevo, cara Monica. Cara Monica, non mi fa nulla. Ho fatto Caterina. Mi sono fatto, no, non me la sono fatta, ho fatto il numero. Sì. Purtroppo però sembra che Caterina non ci sia.
l'unica che c'era mi ha il signor G. Basta, ecco, facciamo un altro, e cerchiamo, perché chi cerca troia, prima o poi insomma voglio dire. No, appunto, è quello che dicevo io. Ho fatto il numero, sì. Che nome ho trovato, mamma mia, speriamo bene. Ma insomma, guarda, va bene, un va mia bene o sì? No, va mia bene o sì? Va bene che sono il signor G, ma insomma, andiamo a fare un altro numero, che non ci sono, un cenno, un cenno, vediamo se la c'è questa, ecco, che bel nome, sì. Pronto? È la signora Yolanda? Sì, io cosa parlo? Ecco, qui signora, la televisione accesa la sento molto alta. Lei mi sente? Cosa vuole? Ecco, qui la SIP, Servizio Idilli e Passioni. Senta, signora? Sì. Ecco, c'è una serenata per lei, signora Yolanda. No, arrivederci. Dove va? Questa è ammattita dalla televisione, è rimbecillita dalla televisione. Per carità di Dio, che gente c'è nel mondo oggi. Nemmeno Yolanda. Che trovo? No, aspetta. Sì, vabbè, sì, poi si casca sempre poi quei nomi che finiscono in ina, come Rina per esempio, no? Più o meno, o Inina o Inana e poi, capito, quelli Inana sono pericolosi perché viene da dire, appunto, ha trovato una Rina, ma un sacco di nomi, Inina. Pronto? Pronto, buongiorno, c'è la signora Rina per favore? Chi parla? Qui è la SIP, Servizio Idilli e Passioni. Sì? C'è una serenata per la signora Rina. Può passarmela per favore? Qui non ce n'è, signore Rine. Ma come non ce n'è, signora Rina? Lei mi ha fatto dire queste cose senza dirmi che non c'era signora Rina. Allora come si permette di chiedere delle cose senza dire prima la verità? Mi scusi, No. Ma abbia pazienza, c'è una signora Rina lì? No, qui, signore... C'è stata? Sì. Mai state, signore Rine, qui? Ma come si chiama sua moglie, per esempio? Per esempio sua moglie, come si chiama? Giuseppina. Va bene lo stesso, tanto va sempre in Nina come rima. Sì, dobbiamo fare una serenata alla signora Giuseppina. Sì. Mi passa la signora Giuseppina? Non c'è la signora Giuseppina. Non c'è. Abbiamo la signora Marina. Va bene, mi passi la signora Marina, tanto sono tutte in Nina, signore. Tutte in Nina le vuole. Sì, vabbè, come Rina, Marina, Giuseppina vanno tutte bene, insomma. Vanno tutte bene. Me la può passare? Se invece fosse in Oni. Oni? Sì, mi leverei da coglioni. Infatti. Ecco, insomma, in Oni però purtroppo non ci sono nomi femminili che finiscono in Oni. Mi dica un nome femminile che finisce in Oni. Un nome femminile che finisce in Oni potrebbe... No, me lo dica. Se c'è... essere, io conoscevo la signora Formaggioni. No, guardi, parliamo di nomi propri, non di nomi. Cognomi è troppo facile, propri, io parlo di nomi propri. Nomi propri, ecco. Come la Proprate. Lei non mi prenda in giro perché lei parla peggio di, anzi uguale a me. Lei parla uguale a me, cosa prende tanto in giro? Lei ha la stessa voce mia, guardi. Perché ho la stessa voce sua? Sì, ha la stessa voce mia, una voce così. Lei la sta un po' camuffando. Insomma. Io la sto camuffando. La mia è normale. Quello è il problema, il dramma è quello. Senta, allora, mi dica questo nome di donna che finisce in Oni. Vediamo, se ci riesce mi levo da coglioni. No, davvero, guardi, io giuro, mi levo da coglioni. Perché? Perché è così simpatico. Anche insomma, lei è simpatico. Conversazione. Sembra conversazione, lei è un uomo attempato? Io attempato, dipende dai punti di vista. Dipende dal tempo. Che tempo fa? Il tempo è piovoso. È piovoso, vede, lei è molto, come dire, umido. Umido, certamente. Se la fa addosso?
Anche? Sì, ha bisogno del pannolone? Sì, anche qui, vedi, anche questo finisce in oni. Sì, pannoloni, sempre sì, come però non mi pannoloni. levo da coglioni perché ho bisogno di un nome di donna che finisce in oni. Sì. C'è per esempio Maddaloni, Maddaloni, ma è una località quella in provincia di Salerno, se non sbaglio. Sì. No, non è un nome di donna, quella è Maddalena. E Maddalena, quella è di su di Ciume Piena. Di su di Ciume Piena, bravo, vedi, che la pensiamo allo stesso modo, guardi. Benissimo. E Marina? Eh? E Marina? Marina... Lei sa quella canzone famosa Marina, la conosce? Certamente. Ecco, la cantiamo insieme? Perché guardi che quindi è un servizio di serenate, sa? E quindi possiamo cantarla insieme, la cantiamo? Cantiamola. Ecco così. Marina, canti, come? Canto anch'io? Sì, 1, 2, 3. Marina. Vada. Bellissimo, no? Ti voglio al più presto. Che cosa? Come? Non via chi è. Al più presto? Ti voglio al più presto? Sposato. Ora Ora mi dice chi è ci lei. vorrebbe qualcosa di più libidinoso. No. Ti voglio al più presto? Dicevo, ora mi dice chi è lei. Pipar. Va bene, Pipar? Come? Pipar. Bipar? No, pipar. Pipar, voce del verbo pipare. Pipar. Dicevo, ora mi dice chi è lei, così smettiamo. Smettiamo? Ma era così bella la conversazione, è arrivata qualche Marina a rompere un po' le palle? Come? Come? Marina, bella, vero? Abbiamo finito ora? No, io è un po' che ho finito, signore. È lei che mi ha tenuto in linea, mi scusi, Come? È lei che mi ha tenuto in linea, mi scusi. No, io stavo registrando la chiamata. Mi fa molto piacere, registri pure. Perché? Perché? Lei ha chiamato nel posto sbagliato. E che cos'è? Questo? La polizia. No, carabinieri. Carabinieri! Marina cos'è, una carabiniera? Non è una carabiniera. Comunque, allora, voi avete il telefono sotto controllo, è non trascorso il tempo necessario che ci serviva. Ora la posso salutare. Io la ringrazio. Arrivederci. Immagino che mi manderà a morte, cioè mi farà condannare. nemmeno. È vero? Che ne so io? Cosa mi farà? Signor Arrivederci. lei che grado ha? Alcolico intendo. Ma è roba da mamma mia, ragazzi, la gente è buffa, la gente è strana, la gente è incredibile veramente, no? Quando anche, cosa che non è, fosse trasportatore, fosse carabinieri, cosa che non è, cosa vi fa? Gli ho detto manco una mezza parola storta, è incredibile, è fortissimo quest'uomo. Sì, è quel tipo di persona che sembra tranquilla, poi tira fuori le unghie, ma le tira fuori male e si graffia da sé. Dunque andiamo avanti. Mondier. Che bel nome ho trovato, guarda, un nome che non ho mai trovato. Ecco, vediamo qua. Oh mio Dio, Mondier. Ecco, vabbè, andiamo avanti. Ecco, ho fatto un altro numero. E questo è un nome bellissimo. Colomba, non ho mai trovato il nome Colomba. Incredibile. Colomba. No, perché la colomba mi veniva benissimo una certa rima. Ma accidenti, no, però allora no, ditelo che non c'è colomba. Vado a cercare nomi con delle rime possibili un po' diverse. Invece non ci sono mai, devo andare sempre sull'ina, ina, etta, tipo etta, no? Etta. Vabbè, andiamo su etta, che devo dire. Ok, etta, Loretta. E poi si va a Loretta, ce l'hai Pronto? Pronto, signora Loretta? Sì? Buongiorno. Buongiorno, chi parla? È il SIP, Servizio Idilli e Passioni, signora. Cosa? C'è una serenata per lei, signora. Ma io la ringrazio, ma non mi interessa. Ma è gratis, signora, guardi. Signora, non spende niente, anzi. Come? Lei non spende niente, deve solamente ascoltare la serenata che le è stata commissionata da un signore il cui nome le diciamo al termine. Ha capito?
Ma senta, c'ho il televisore alto, ripeta un pochino per favore, ora abbasso il televisore. Ecco, lo abbassi signora, Sì, perché sì. i televisori sono quelli che rovinano tutte le famiglie. lo Ecco, dico mi subito. dica. Allora, qui la SIP, Servizio Idilli e Passioni, c'è una serenata per lei commissionata da un signore, il cui nome le diremo al termine della serenata. Lei ascolti, sono pochi secondi, le facciamo ascoltare la serenata. Ha capito? Ma va bene, giù così. Oh, signora, ascolti attentamente, È una bella serenata. Oh, Loretta, Loretta, ma come ce l'hai tutta stretta, Loretta. Oh, Loretta? Loretta? Ha stretto lei proprio la situazione, ha stretto e ha chiuso tutto quanto, ma è possibile? Ma no, va richiamata Loretta, richiamiamo a Loretta, ce l'hai stretta? È chiaro che Loretta ce l'ha stretta, sì. Non posso farla se non mi sente, scusa, non sa di nulla, Oh! Sì? Ah, pronto, buongiorno? Allora cosa c'è? No, allora lo dico io. La signora Loretta? Non c'è, è andata via. Così presto? Sì, subito. È morta? No, ancora no. Ah, meno male. Sì, Lei è marito? sì, sono io. Io devo fare una serenata alla signora Loretta, è No, possibile? ma non interessa niente della sua serenata. Perché? Perché non ci interessa. Non le interessa? No, assolutamente. Lei è geloso? No, non è questione di gelosia, anzi, se mi fa il favore, se smette... È geloso del signor Girolamo che gliel'ha dedicata? Ma senta, se lei smette, a me mi fa un gran favore. Lei come si chiama di nome? Ma va... Ma va, si chiama Vaffanculo. Si chiama Vaffanculo. Mamma mia, ragazzi, perché si incazzano così? Perché, mamma mia, che gente, invece di farsi una risata, non lo so, purtroppo le persone sono così, bisogna prenderle per quello che sono, c'hanno il buo torto, poi ci sono giorni in cui, oggi deve essere una giornata di quelle, deve essere il tempo un pochino così strano, no? Mia moglie deve assistere, va bene? No. Ho trovato un'altra nel frattempo, certo, ho trovato un'altra, Zun zun. Io mi metto lì con tutto l'impegno, comincio le serenate e non me le fanno nemmeno finire. Anche questa è sparita, cioè non c'è. Non c'è. Oh, mamma mia, ragazzi. Andrò sugli uomini. Che nome? Che nome ho trovato? Vabbè, senti, andiamo via, si va a farla un uomo, sempre che sia vivo con questo nome qui, perché uno che ha questo nome non credo che possa vivere a lungo, cioè che possa arrivare alle sogliole di 2000, vero? Ecco, sì. Speriamo per lui che sia vivo e vegeto, stia bene, benissimo. Mamma mia, che nome. Pronto? Pronto signora, c'è il signor Argentiero? No, qui no. Ha trovato su a magazzino. No signora, comunque abita lì, no? Sì. Lei la moglie? Sì. Oh, del signor Argentiero. Dica. Bellissimo nome, no, le volevo dire che questo è la SIP, Servizio Idilli e Passioni, e c'è una serenata per il signor Argentiero, cioè una persona di sesso femminile ha dedicato una serenata a questo signore e noi dobbiamo fargliela sentire, ha capito? Cioè poi al termine diciamo anche il nome della persona che gliel'ha dedicata. Ma guardi, ma mio marito... E suo marito si vede che c'ha qualche persona, qualche spasimante che gli vuol dedicare. Senta, e gli dica a questa persona che cerchi di farla a qualcun altro. Ma del resto sa, sono questioni di cuore, insomma. Va bene, no. Se così si può dire, dirò. Le mani, le tue, e poi sì, ma glielo dica che la comunque faccia... io devo fargliela sentire questa serenata, signora, c'è la cantante che è pronta, quindi lei magari la ascolti e poi riferisce a suo marito. Senta, io non ascolto proprio niente. Argentiero, sei un tipo molto sincero, ma ieri un cero che hai trombato Argentiero
signora? Pronto? Ma guarda, no, la signora, lui è argentiero, lei silver plate. Guarda, non è possibile, ma qui siamo veramente nell'incubo, non è possibile, ma si va avanti, non si basta, cambio elenco. Ma sì, ma questa gente, ma che gente c'è nel mondo? E poi dice, questa signorina, ma che ne so io, ma a noi ci portano le serenate, via. Ecco, argentiero. Aspetta, Ecco, fammi vedere se trovo un nome che sia carino. Vabbè, ho trovato Palmiro. Che ce devo fare? Ho trovato Palmiro, di meglio non c'era. Ho trovato Palmiro e allora si prova con Palmiro, no? Già, sì. Vabbè, proviamo. Sempre con gli uomini mi tocca andare a finire poi, alla fine, che fa dire. Bello suo squillo, guarda, bello suo squillo, va. Sì. Lo sapevo. Sì. Palmiro era bellino. Vabbè. Però ho ritrovato, devo dire, sono contento, quella colomba che avevo perso prima. Cioè un'altra colomba ho trovato. Quante colombe ci sono? Mamma mia. È pieno di colombe, è vero? Piccioni anche. Sì. Quindi facciamoci sta colomba, aspetta, Sì, ecco, che il numero sia quello. Ecco, ma proviamo. Tu. Pronto, ciao. C'è la signora Colomba? Aspetti. Sì. Pronto, parlo con la signora Colomba? No, aspetti, è mia nonna. Sei ancora chi sei, un ragazzino? No, sono una ragazza. Sei una ragazza, scusami. Sì. C'è la nonna? Le posso dare il numero? No, non voglio il numero, voglio la nonna. Ma non c'è qua. Non c'è qua? No, perché abita da un'altra parte. Abita dall'altra parte? Sì. E lì chi ci abita? La mamma e il babbo? Sì. E la nonna sta da un'altra parte? Sì, però la casa è intestata a lei. Ma la casa è intestata a lei e anche il numero telefonico è intestato a lei? La sì. Colomba? Sì. Te come ti chiami? Alba Latanzi. Mi fa piacere. Sì, vabbè, però non me ne frega niente perché te sei troppo piccina per farti la serenata, capito? Sì. Quanti anni hai? 15. No, sei minorenne. Sì. Oggi come oggi bisogna stare attenti, sai. Tu sapessi, saranno subito del pedofilo, vero? Sì. No, ma a 15 anni no. Comunque, ciao, Va bene, grazie. Stammi bene, ciao. Grazie. Ciao. Prego, ciao. Per carità di Dio. Poi non si può mica parlare di pedofili o le bambine, cioè, 15 anni, voglio dire, una mia bambina, cioè una ragazza, no, a me sembra a 15 anni, cioè, vorrei dire, ma no? Quasi, sì, vabbè, non c'è mica niente di male a dire che a 15 anni una è trombabile. Ci sono ragazze che partoriscono a 15 anni, che si sposano e che trombano regolarmente, via. Se no poi non esageriamo, vero? Questa però mi sembrava particolarmente bambina. È vero, perché poi c'è 15 anni e 15 anni, cioè ci sono diverse gradazioni effettivamente nella stessa età. Ho trovato una signora Annunziata, Annunziata, ma oggi non ci sono mai, non ci stanno, non ci sono. Pronto, signora Annunziata? Sì? Oh, buongiorno signora Annunziata, qui il SIP Servizio Idilli e Passioni, lo sa che c'è una serenata per lei? Serenata, povera donna. Che serenata sarebbe? È una serenata cantata da un cantante, perché noi facciamo un servizio di serenate per telefono. Una persona gliel'ha dedicata, noi gliela facciamo ascoltare adesso. Ma aspetti che non sono io l'annunziata. Non è lei? No. Perché ha detto che lei, scusi, si è fatta passare? No, dicevo sì nel senso del telefono, perché è mia mamma. Sua mamma. Accidenti. Ma come ti ha dedicato una serenata? Ma ci avrà 100 anni la sua mamma? No, la mia mamma non ha 100 anni, ma non so chi possa avere... già lei mi sembra piuttosto vecchia. Chi? Lei? No, non mi offenda. Non lei quanti anni ha, scusi? Questo è lei che le interessa. Dalla voce mi dimostra almeno 70. Ecco, grazie. Se lei mi dice la mamma, quanti anni ha? 90? No, ne ha lei 70. Chi? Lei, la mamma? La mamma. Ho capito. Lei Ma la serenata chi gliel'ha dedicata? Un signore il cui nome le diciamo al termine della serenata. O se no, se preferisce la facciamo a lei, qual è il suo nome? No,
aspetti, gliela passo. No, cosa vai se le va bene? Figurati. Sì, ma è una presa in giro. No, signora, lei come si chiama di nome di battesimo? Bombarda Annunziata. Ah, è Annunziata lei? Ah, ma quella di prima, ecco, pensavo fosse... Quella di prima è la mia figliola. La sua figliola! Bene, allora, lei ha 70 anni, ma è giovanissima, signora. Altro che... Ma sa che mi sembra più giovane di sua figlia, lei? Immagini. Ma mi sembra che... Ma non mi ha mai visto? No, ma dalla voce sua figlia sembra molto più vecchia di lei. Ma sua figlia come si chiama di nome? Renata. Ah, Renata, ho capito. Annunziata. C'hai la stessa rima di Renata. Non mi capiterà a sentire. Da quando sei nata ti hanno chiamata Annunziata. Chiamata urgente. Urgente non si dice. Oh, che palle con queste chiamate urgenti, mio Dio. Chi è che si diverte? Non lo so. Quindi andiamo oltre. Qui ragazzi ragazze dolci e care, oggi non riesco a fare serenata. Non riesco per un motivo o per l'altro. E poi chiaramente alla fine non sono più nemmeno molto, come dire, ispirato, perché non c'è l'atmosfera, manca l'atmosfera, capito? Manca l'atmosfera. Facciamo un altro numero? Sì. Sai, non si sa mai, magari la troviamo alla fine l'atmosfera, quella che è mancata per tutto il tempo di questo sondazzo. Effettivamente sapete, l'artista per creare ha bisogno dell'ambientazione giusta, dell'atmosfera giusta, delle persone giuste, magari al telefono, e se no è difficile creare qualcosa di veramente valido che resti nel tempo, nei secoli. Pronto? Oh, caro Naccherino, vorrei parlare con la signora Lucia, per favore. Lucia? Ecco. Voglio. Tic tac. Pronto? Signora Lucia? Sì? Oh, buongiorno. Buongiorno. Benissimo, qui alla SIP, Servizio Idilli e Passioni. C'è una serenata proprio fatta apposta per lei. Una? Serenata. Lei ha mai ricevuto una serenata? No. Noi facciamo un servizio di serenate telefoniche, no? E una persona evidentemente, innamorata di lei, immagino, le ha dedicato una serenata. Per cui io adesso gliela faccio sentire e al termine le dirò il nome della persona che gliel'ha dedicata. Ah, questa è nuova, davvero. È nuova. È nuova, sì, ci rimango proprio a bocca aperta. Ma lei è una signora sposata? Io sono sposata. Sì. Vabbè, non so se sarà stato suo marito, io al termine le dico il nome. Va bene. Sarà una sorpresa, non so, può darsi che è un suo compleanno, qualcosa del genere? No, non è nemmeno il mio compleanno. Vabbè, sarà una persona innamorata di lei, poi le dirò il nome. Intanto ascoltiamo questa serenata, la signora Lucia, va bene? Sì. Ascolti, Lucia, io vorrei che tu fossi mia, Lucia, vengo lì, ti trombo e poi vo via. Lucia, fammi trombare anche la zia, fammi trombare anche la zia. Lo so che sei una gran donna e allora fammi trombare anche la nonna.
Pronto? Sì? Ecco, la serenata le è stata dedicata dal signor Girolamo. E io non conosco nessun Girolamo. Bene, allora io la faccio parlare direttamente con questo signore che è arrivato qua da noi e le vuol parlare un attimo. Signor Girolamo può parlare con la signora Lucia. Pronto? Pronto? Lucia? Sì? Io ti ho fatto fare una serenata, non so se ti è piaciuta. Dico la verità che faceva veramente pena quella serenata lì, ma comunque io non la conosco. Ma non l'ho mica scritta io, l'hanno fatto loro. Ascolta, io ti ho vista, sei bellissima. Ma dove mi ha visto? Ma dove mi ha visto? Ti ho vista. Come ha fatto a sapere il mio numero di telefono, vorrei sapere. Mi sono informato. Per prima cosa ti ho vista Ma nei è sicuro che sono io quella che cerca? Certo. Sì, certo sa anche che il mio sei tu. cognome? Io so tutto di E te. allora mi dica il mio cognome. Meno una cosa. Mm. Se tu mi ami o no. Lucia, e questo non potrò saperlo prima di averti incontrata. Ma non faccia lo Ebbene. scemo. Ma sì. Mi Lucia, dica come mi chiamo di cognome e io ci credo. beh, guarda, Lucia, io non ho fatto il numero a caso, stai tranquilla. Io ho fatto fare questa serenata, io non dico né nomi né cognomi, è meglio evitare. Io mi chiamo Girolamo, tu ti chiami Lucia. Io ti ho vista prima nei miei sogni e poi ti ho vista per la strada e ho detto quella è la donna che ho sempre sognato. Non dica stronzate. Da tanti anni, non sono stronzate. No, sono io non cose ci vere. credo. Queste cose qui non ci credo. Perché Se lei non hai- mi dice Lucia, il cognome mio. Lucia, tu non hai, ascolta, tu non hai fiducia in te stessa? Io Cioè- guardi che io sono sposata, Ma tu pensi di non poter far innamorare un altro uomo? Ma cioè non lo so, cioè non ci sono mai andata a pensare a queste cose qui io. Beh, sei sempre stata fedele a tuo marito, è brava, hai fatto benissimo, ti sei tenuta libera per me. Sì, si può anche scordare. Io voglio sapere se sa il mio cognome. Se sa il mio cognome allora vuol dire che è vero che si è informato di me. Io mi sono informato di Allora te mi dica ed è come mi chiamo di cognome. una tua amica che mi ha dato il numero, però non posso rivelarti Io chi di è amiche stata. non ne ho, perciò. Beh, allora sarà una nemica, non lo so. Non posso darti il suo nome perché... No, voglio sapere il mio cognome. Ma come tu non lo sai? No, da lei voglio sapere il mio cognome. Ma dai, dammi del tu, No, Lucia. vabbè. Ma, io sono una persona Lei innamorata. mi dica il mio cognome. E io non dico il tuo cognome, perché non dico il tuo cognome? Perché se ti dico il tuo cognome è inutile, cioè Io voglio sapere il mio cognome, se lei lo vuoi sa il mio sapere, cognome. vai ad anagrafe e ti E allora, informi e senta, ti sai fai come fare fa? un bel certificato. Vadi va a bene? far culo lei perché ora mi ha veramente No, rotto, no, eh. no, Arrivato a me questi vadi, punti io butto giù il telefono, metto il a me telefono. vadi non me lo dici, eh? Ah, A no? me vadi non me lo dici, hai Mi capito? sembra una persona già un po' anzianotta. Io a sono parlare. molto anziano, io ho 83 anni, Sì, ho 83 anni. però ho tanti soldi. Sì, a me non me ne fregare un fico secco dei soldi, guarda. Non te ne frega un fico secco? No, no. Io ho il fico invece grasso, ecco, e quindi per me può andare per merda. 35,5. Voleva sapere il suo cognome, ma come voleva sapere il suo cognome? E io dico il suo cognome, io così, dai Lucia dica il tuo cognome, così, come allora, ma Lucia, fatti forma. Eppure si era mantenuta quasi illibata per Girolamo, cioè praticamente aveva fatto l'amore solo con suo marito. Che tu vuoi fare? Beh, guarda, ragazzi mia, è veramente una giornata in cui Girolamo almeno in qualche modo è riuscito a venire fuori, no? Ma con grande pena, con grande... Oh mio Dio, è una cosa, non so come dirvi, facciamo l'ultima telefonata. È una cosa, non so come dirvi, cosa devo dirvi? Niente, ma questo è un uomo, che faccio? Sì. Io ce l'avevo detto. Pronto? Sì, pronto? 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 Chi è? C'è la mamma? Sì, chi la vuole? O il babbo? Il babbo non c'è. Allora mi passi la mamma? Chi la vuole? La vuole il... Mamma, ti vuole? Che gli ho detto? Pronto? Pronto? Chi parla? Sono... Come sta? Bene. Ah, mi fa piacere, lei è la mamma di quel bambino? Sì, Ah, la mamma lei? sono la nonna. Ah, ecco, mi sembrava, ecco, la voce, perché mi sembrava troppo giovanile la sua voce, no, volevo dire il contrario. Senta signora, ma non c'è la mamma cioè la mamma? Adesso c'è da fare mia figlia. Ah, c'ha da fare sua figlia, Sì. Allora, gli devi dire che ha telefonato... Pronto?
Pronto? Lei deve dire che ha telefonato blablabla. Bebè? Blablabla. Dice, ha chiamato blablabla. Allora attenda un momento, guardi, ha finito, viene Ecco, mia figliola. glielo dica che c'è blablabla, glielo dica. Sì, attenda un attimo. Glielo dica subito. Pronto? Pronto signora? Sì? Oh, buongiorno, mi scusi, sono blablabla. Mi dica. Ecco, per quella cosa lì poi come facciamo? Ma per che cosa? Quella cosa... piripì. Guardi, se lei non parla chiaro io non posso capire. Ma più chiaro di così signora, non lo so. Ho detto io sono blablabla e per quella cosa piripì, come facciamo? Ah, guardi, io non ci so dire niente, se lei parla chiaro io posso capire, se no... Ma lei è la moglie di Umberto, no? Sì. Ah, appunto, non c'è Umberto in casa? No, non c'è Berta. Ah, ho capito. Allora, posso lasciare un messaggio per lui? Sì? Ecco, dice che ha trovato blablabla e dice, piripì, questa sera va bene, cioè verso le 9:30 va bene, quelle due ci sono, tutto il solito posto. No, guardi, io per i a mio marito non ci dico proprio niente. No, per me piripì, scusi, glielo dica che questa sera va bene, ci troviamo al solito posto, quelle due ci sono. E io non ci dico proprio niente a mio marito. No, come ci dice proprio niente? Non mi lascerà mica solo con quelle due? A me non me ne frega proprio niente, di lei e di quelle altre, to? Ma le due non proprio mica capita a me. Ma a me mi basta una, capisce? Ma siccome sono in due, io, siccome altre volte si è fatto con suo marito, viene anche lui. Cioè, guardi, a me mi fa proprio ridere lei, Ma lei ride. Guardi che lei è tutta una barzelletta, Ma lei dice che a te mano, e che piripì. Ma guardi che io ho il telefono sotto controllo. Ma no! Ma guardi, glielo volevo dire io. Cosa vuole? Io. Sì, appunto. Guardi, ma lei mi pare proprio, scusi se glielo dico, un burattino. Sì, è vero signora. Lei mi sembra una marionetta però. Sì, io sono una marionetta, ma lei sono un burattino. Ecco, ma lei lo sa se il burattino è quello con i fili o è la marionetta con i fili, secondo lei? No, guardi, io non posso fare la marionetta né con i figli, né col marito, neanche con lei. Ma sì, ma piripì, voglio dire, stasera gli dica alle 9:30 tutto ok. Io mi dispiace tanto, io queste cazzate non le dico niente. Solito posto può venire. Ah, guardi, io non credo a niente, credo solo ai miei occhi. Sì, ma io non le dico mica niente. Non dico niente. Ma lei cosa ha capito, signora? Ha detto quelle due, ma lei magari pensa chissà che cosa, signora. No, a me mi interessa, non dico niente a mio marito. No, lei io dice non ho che niente da dire. Ha telefonato ma non è mica che sono obbligata a dirglielo. Piripì. E piripì a me non mi interessa però po'. Ma lo io sa non dico lui, niente. è una frase in codice, capito? Poi lui se avete il codice a me non mi interessa mica, il codice ce l'ho anch'io di non dire niente. Allora, come faccio io a avvertire suo marito che stasera quelle due ci sono? Ma a me non mi interessa mica, ma non interessa a lei, ma a lui sì, e come se gli interessa? E come? Se gli interessa a me non mi interessa. Ma mi dica un po' una cosa, ma lei mi vuole obbligare a dire le cose a mio marito? No, non me le puoi obbligare. Cercherò di dirglielo io, però non so come rintracciarlo in questo momento, quindi lo lascio detto a lei, no? Via, sia gentile signora, via, sia gentile. Mi dice, ha trovato piripì. Lui sa cosa vuol dire piripì. Senta, io ce la fare, non c'è da stare a perdere tempo con lei a di chiacchiere, che a me tanto sono chiacchiere. Guardi, quanto è vero che mi chiamo Blablabla, io piripì, capito? Guardi, se lei è un uomo che ce la faccia, parla chiaro e dice le cose come sono. Ma più che gli ho detto questa sera alle 9:30 che lui venga al solito posto perché quelle due ci sono, basta, non c'è altro da dire. Ma a me non mi interessa. Ma interessa a lui e anche a me. Io una, me ne basta uno perché due per me sono troppe. A me non mi interessa. Qui sono in casa mia e dicevo chi mi pare a me lei telefona, non chi dice lei, perché lei non è a casa sua, è a casa mia, sta telefonando. No, io sono a casa mia e lei è a casa sua. Io sono a casa mia. No, io sono a casa mia e lei è a casa sua. Ecco, e allora che cosa vuol venire lei a casa mia? Anzi, lei sta venendo in casa mia col telefono in questo momento, lo capisce? Allora, stia a sentire, mi faccia piacere. Blelè. Io non dico niente. Qui è famiglia Blablabla. Allora, se è famiglia Blablabla, a me non mi interessa proprio cavolo niente. Ma che glielo dica sopra giù, piripì. No, io non dico niente, mi dispiace. Basta che gli dica piripì, lui capisce tutto. Ma siccome che mio marito non capisce niente perché siete dei gran farabulloni e non mi interessa proprio niente. Siamo dei farabulloni noi? Certo. Noi uomini, certo. E dei maiali anche, vero? Lo dica che siamo dei porci, lo dica. Lo dico. Ah, ma lo dice? Ma come si permette di offendere il genere maschile? Noi siamo dei porci? Ma senta, io gliel'ho già detto. Per un piripì? Che vuole che sia un piripì, signore? Guardi che non mi... Se lei è una persona che si dice...
Ma senta un po', se lei si ritiene una persona intelligente lascia nome e cognome senza fare piripì. Ma scusi, gliel'ho detto, mi chiamo Bre. Il messaggio è piripì. No, guarda, gliel'ho anche spiegato cosa vuol dire, l'ho anche spiegato. Se vuole telefonare alle 5 c'è mio marito. Ma è alle 5. I due glielo dica lei, quando torna gli faccia piripì. Quando ritorna, appena apre la porta gli faccia piripì, magari come piripì e dice che sono diventata scema come lei. No, sì, perché a lei gli dice che è diventata scema, però stasera viene. Sì, guardi, se la lascio perché io c'ho il figlio da guardare. Con lo sputo gli fa con lo sputo, piripì così. Sì, va bene, arrivederci, stia bene. Piripì, arrivederci. Oh, ma lo vedete? Meno male, io sono contento di una cosa, che questa c'aveva il telefono sotto controllo, sono veramente contento perché sennò non sarebbe stato, come dire, completo il quadro, Se non c'è il soldazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa. Ma se c'è il soldazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.